Il mare all'orizzonte, i fiori in primo piano e con una consistente presenza di pubblico. Torna a Jesolo Coppa Veneto Federfiori, il campionato regionale dei fioristi valido per l'accesso alla finale nazionale di Coppa Italia. Dopo il successo della prima edizione svoltasi nel 2010, Piazzetta Casabianca è stata al centro di una sfida tra professionisti giocata sul filo delle emozioni, iniziativa organizzata da Confcommercio Unione Venezia, Confcommercio San Donà Jesolo e Federfiori. L'iniziativa si avvale del patrocinio e prezioso contributo del comune di Jesolo. Protagonisti 6 floral design provenienti da diverse province del Veneto. Lo scopo è quello di svelare al pubblico un universo per molti versi sconosciuto, quello dell'arte della composizione floreale, fatta di studio, ricerca, sperimentazione e rivitalizzare un settore scalfitto dalla crisi economica ma in pieno fermento creativo. Solo con una costante formazione e innovazione si potrà superare una crisi che anche nel settore delle fiorerie ha registrato cali di fatturato tra il 20 e il 30%. Neanche quest'anno siamo arrivati alla presentazione della Coppa Veneto Federfiori e anche quest'anno abbiamo avuto una bella soddisfazione della partecipazione della gente che vede la nostra professionalità come Federfiori, come i nostri insegnanti adoperano nell'insegnare quest'arte che non diventa più un mestiere ma diventa un'arte. Questa non è una manifestazione di arte floreale normale, ma è un concorso vero e proprio di arte floreale in cui 6 concorrenti delle varie province del Veneto si stanno incontrando e si stanno confrontando, mettendo in pratica le ultime tipologie di costruzione, le ultime ricerche sul designer e sul colore. La giornata di gara, iniziata dalle 10 del mattino con le prime 2 prove, composizione di piante e centro tavola, conclusa alle 13, ha seguito poi nel pomeriggio con la terza e la quarta prova, con il più impegnativo perché imprevedibile tema sorpresa e con il mazzo da sposa. Dopo il saluto delle autorità, la cerimonia di premiazione dei vincitori. Il primo classificato ha avuto diritto ad accedere ai campionati nazionali in programma nel 2014. La cosa bella è che Federfiori, che fa parte della Confcommercio, e quindi noi ne siamo veramente orgogliosi, riescono a dare qualcosa in più, cioè a mettere la loro professionalità per far capire che l'arte floreale è una vera e propria arte e quindi il fiore è un piacere, ma se preparato bene è un piacere doppio. Anche attraverso questa promozione la città di Jesolo vuole farsi conoscere, vuole far conoscere qual è anche la sua vitalità, quali sono i suoi colori, visto che abbiamo parlato e abbiamo visto tanti bei colori dei nostri fiori. Ecco, vuole proporsi in tutte le sue 1000 risorse che sono quelli della nostra accoglienza, della familiarità con cui accogliamo gli ospiti e della disponibilità di questi luoghi pubblici dove condividere la gioia e anche, speriamo, il ricordo che portino poi le persone nelle loro case dopo un periodo di vacanza qui da noi.